Teulada, 10 ottobre 2010, piazza Fontana. Con noi abbiamo Angelo Ledda che ha scritto un libro sulle servitù militari in Sardegna, perciò chiediamo ad Angelo di dirci un pochino la sua presenza qua, che ovviamente non è che sia una cosa da poco, perché sicuramente è una persona che ci tiene a tenere libera e pulita la propria terra. Chiediamo la sua presenza in questa giornata un po' tenebrosa ma che comunque è significativa. Dici Angelo. Allora, io sono venuto qui per partecipare a questa manifestazione che mi sembra molto importante, la raccolta delle firme. Già fatte le firme, già raccolte, c'è già un referendum, verrà fatto in primavera. Di Teulada questo problema che sembra le interessi addirittura direttamente da quello che si dice in giro. Quindi ho visto che la giornata non lo favorisce, comunque per adesso c'è una partecipazione abbastanza significativa. Per quanto riguarda il libro mi sento coinvolto anche in questo problema, perché una parte del territorio di Teulada è già, come dice appunto il libro, occupata da servitù che condizionano effettivamente lo sviluppo, che hanno condizionato lo sviluppo sociale della popolazione. Quindi un ulteriore asservimento costituito dalle eventuali, speriamo di no, costruzione di centrali nucleari sarebbe una cosa gravissima, credo, per il Paese. È un dramma che bisogna evitare, perciò che oltre a fare il discorso del referendum ci sarà primavera, cioè da parte del popolo sardo sarebbe il caso di cominciare a rivendicare una sovranità sul proprio territorio. Cosa ne pensi? Forse tanti mali che noi abbiamo, tante disfunzioni che riguardano il territorio, che dipendono proprio da questo, che abbiamo sempre delegato terzi, i quali non sempre hanno risposto alla meglio alle esigenze di sviluppo della popolazione. Quindi credo che l'unica soluzione per giungere ad appropriarci, tra virgolette, del nostro destino sia proprio quella di prendere più coscienza noi stessi e quindi di essere persone attive quando si tratta della nostra sorte e della sorte dei nostri figli. Grazie Angelo, sei stato molto gentile. Prego. E così rivendichiamo la sovranità sulla nostra